19 album in carriera che hanno venduto più di 30 milioni di dischi nel mondo. A 14 anni dal suo ultimo album, ecco il nuovo lavoro di Donatella Rettore, la cantautrice e attrice di Castelfranco Veneto, che giusto venerdì ha lanciato l'uscita del suo ultimo lavoro antidiva Putiferio, 12 brani inediti. Grande è stata la sorpresa tra i suoi fans, notando che ben due brani con un originale tocco di ironia hanno connotati veneti, da disco Prosecco con Big Mama alla canzone dedicata a Malamocco, borgo antico del Lido di Venezia, e alle zanzare del borgo. A scoprirlo subito è stato il gruppo Bevanda Malamocco. Con questo vento di scirocco, zanzare come a Malamocco. Con grande sorpresa di noi malamocchini ci siamo accorti che il nuovo album di Donatella Rettore, che è uscito ieri, ha un brano che si chiama Malamocco. L'oggetto della canzone sono le zanzare. Per amor del cielo, va bene tutto, pubblicità va bene, l'oggetto poteva anche essere un altro. Associare Malamocco alle zanzare, credo che ci siano posti laguna che sono più infestate nel nostro paese, ma va bene tutto. L'associazione ha colto così la palla al balzo per un invito alla cantante, proprio nel borgo la prossima estate, per eseguire un concerto a scopo benefico seguito da una grande cena, come nello stile del gruppo Bevanda, e da una premiazione in suo onore. E noi del gruppo Bevanda invitiamo ufficiosamente, ma anche ufficialmente, quest'estate la Donatella Rettore a un breve concerto nella nostra sede di Malamocco. L'aspettiamo e saremo tutti contenti di ascoltare a viva voce la canzone Malamocco. Accetterà nonostante le zanzare? È troppo presto per dirlo, sicuramente troverebbe tantissimi fans pronti ad accoglierla con tutti gli onori che spettano a una grande diva. Ma che ci posso fare?